I genitori di Elisa si sono chiusi in un dolore straziante e proprio in queste ore la visita del vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo, che assieme al parroco di Pieve di Soligo, don Giuseppe Nadal, ha voluto portare loro una parola di conforto. Domenica nel bollettino parrocchiale era scritto: siamo rimasti tutti esterrefatti, chi sa pregare elevi una preghiera, e la comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia. Il pensiero ora va a lei, Elisa, vittima innocente di una furia implacabile, ma in paesi tutti si domandano se questa tragedia poteva essere evitata. Secondo me dovrebbero mettere in campo nuove procedure per identificare le malattie mentali e soprattutto per seguire i pazienti. Se veniva curato, c'era comunque un controllo da parte di qualcuno, non sarebbe successa questa cosa, però sì, sono cose che solitamente non si riescono a controllare, eventi del genere. È quella che secondo me bisogna un po' lavorare, un po' su, anche per quanto riguarda l'ambito delle patologie psichiatriche, nel senso, per quanto spesso sia difficile. Un omicidio che lascia un segno indelebile, quello della paura. Fa paura sentire queste cose qui così vicino a noi, insomma, perché appunto anch'io spesso vado a camminare da sola lì al Piave, così quindi fa una certa impressione, diciamo. Non vado più. Mi hanno detto di non andare mai perché ci sono gente non molto sicura, insomma. Se vado in quelle zone là cerco sempre di andare in compagnia, per cui mai da sola. Io tra l'altro ero passata la mattina non lì a Moriago, comunque lì a Falzè, lì giù al Piave, diciamo, e quindi ho detto magari capitavo nel posto sbagliato al momento sbagliato, è proprio questo il punto, insomma. Presto sarà conferito l'incarico ad un perito per analizzare tutti i supporti tecnologici in mano a Fabrizio Biscaro. Insomma, saranno messi sotto la lente di ingrandimento il computer ed il cellulare, poi le immagini di videosorveglianza cercando di ricostruire i suoi spostamenti. E tra mercoledì e giovedì ci sarà l'esame autoptico sul corpo di Elisa, raggiunto da una ventina di coltellate. Solo dopo la magistratura potrà dare il nulla osta per l'ultimo saluto alla 35enne.